Il 5 gennaio 1960, a soli 10 anni, venne a mancare prematuramente Luisa De Filippo, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore del padre. E il padre ci ha lasciato un'opera immensa. Pazian Kusuan. Pazian Kusuan. Papà, sta voce sua, forte e lontana, arriva fino a me, zitta e vicina. Papà, per tutta la casa, e notte, rindo scuro, corre per stanza per si fa sentì. Papà, vi sarà capitato pure a voi e sta ancora scetate, quando suona pazzè con l'occhio vostro, e s'ambruscina per coppa la pelle, in fronte, in coppia i bracci, in mani, in spalle, per i capelli. E voi sapete che quando issa pazzia, sta più scetata di voi, per vi pigliare. Come facete voi? Facci cosa suona, mo tenga amico. Già, perché sapendo tipo e come è cucciuto e come è prepotente, faccia avrei casacce che è potente, che non resiste a sti carezze sue, ma non si fa scemo, o sa e aspetta. Vince sempre isso, perché sempre mi piglia a tradimento, mentre lo suono pazzia, tanto sta voce arriva. Papà, e io l'aspetto, ma non viene ogni notte. Se non viene, che posso fare? Suona, pensaci tu. Pazziamo insieme, ma senza pressa. Aspetta nato poco. Sempre tu vinci, lo sai, ma prima o dopo, che male ti può fare? Come infatti è avvenuto, forte e lontana, arriva fino a me, zitta e vicina. Papà, di Edoardo De Filippo.